il Nord Italia. Con questo è tutto, dettagli sulle singole località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. L'economia e la finanza ogni giovedì su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno agli ascoltatori. Docente universitario, esperto di economia. Oggi in 10 secondi con un annuncio di lavoro per la zona di Voghera, perché il professore non troverà più le brioche. Perché? Me lo spiega? Ma allora, noi diciamo sempre che il lavoro è difficile, non c'è, ma da un certo punto diciamo anche che c'è e che la gente non lo vuole fare. Ecco. Adesso avremo i navigator, il reddito di cittadinanza. Sta di fatto che nel bar in cui io a Voghera faccio la colazione e la mia rassegna stampa mattutina mi hanno detto che la pasticceria da sabato non fornirà più le brioche. E perché? Perché non hanno più il pasticcere per le brioche, ovvero non c'è chi si vuole alzare la notte a fare le brioche. Se tra i nostri ascoltatori ci fosse un pasticcere in cerca di lavoro, a Voghera si trova. Allora magari anche ben pagato. Può magari essere. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, un grande classico, e per parlare delle nostre barche, delle barche di Liguria e non soltanto. Sì, diciamo che la barca va certamente per duplice valenza, certo, per dire. il settore nautico certamente, anche un po' quel concetto lasciamo andare le cose, e per quanto riguarda l'impatto politico forse è meglio se non ci mette bocca la politica. Certamente più utile e in chiave business e di immagine del paese il discorso sulla nautica e Lucina, una tappa importante su Dubai. Abbiamo infatti un primo intervento interessante. Alessandro Campagna, direttore commerciale del Salone Nautico. Il Dubai Boat Show è un salone nautico che si rivolge a un target medio-alto, quindi partiamo da imbarcazioni dai 50 ai 60 piedi. È un salone che abbraccia un'area geografica del Middle East estremamente importante, un mercato molto dinamico ma altrettanto complesso. In questo quadro la collaborazione tra agenzia ICE e Ucina Confindustria Nautica è estremamente importante e fondamentale, perché garantisce a tutte quelle aziende che vogliono cominciare a muoversi all'interno di questo mercato di poter avere una serie di facilitazioni dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto di networking, che gli consentono di poter abbracciare nuove opportunità di business. È un settore vive vegeto, quello della nautica, per la Liguria soprattutto. Si è ripreso dalla crisi mondiale del lusso 2008 e dal successivo impatto di tassazione e di venti punitivi che c'erano stati poi 2011-12 con governo Monti. Devo dire che l'Italia sul tema della nautica, della portualità, non è mai stata forse a livello di governi troppo vicina, troppo amica delle imprese. È un settore in cui siamo e potremmo essere ancora più forti. La parte fiscale di orientamenti strategici è importante. Ucina sta facendo certamente un buon lavoro, il Salone Nautico, l'avevamo già detto in più occasioni, è andato bene e sta andando verso tutto esaurito. Questa tappa su Dubai è certamente importante, molto per tutta la parte di subfornitura certamente, come sottolineava la presidente Carla De Maria. È un mercato, quello degli Emirati Arabi, che ci vede protagonisti nel 2017 con 23-24 milioni di euro di vendite, che già nel 2018, con gli ultimi dati non ancora definitivi, comunque è arrivato a salire a circa 36 milioni, oltre il 50%. Prossimo appuntamento per quanto riguarda la partecipazione estera è il Singapore Yacht Show. E questo invece è lo stacco con il quale passiamo a parlare di Carige. La incalzo perché il tempo è sempre tiranno. La tazzulella del caffè è quella che il governatore della Liguria Toti è riuscito a farsi offrire dai vertici Carige prima insomma, quando si discuteva qualche settimana fa. Adesso vertici sempre gli stessi, ma come commissari. Qualche notizia interessante, ahimè, direi. C'è unificazione in termini di oneri che riguardano l'aumento di capitale. Fabio lo spiegherà molto bene. Vi ricordate il numero 400, che era quello che abbiamo portato in assemblea. Oggi si parla
parlo di 630 milioni di aumento di capitale, ci sono 200 milioni in più che riflettono l'aumento delle ambizioni e delle necessità di essere ambiziosi, che derivano dal fatto che siamo stati colpiti, diciamo, da un elemento di incertezza imprevisto dal giorno 22 di dicembre e che vogliamo fare investimenti in più non previsti nel rinnovamento tecnologico di questa azienda. Pietro Modiano, commissario straordinario, qui ci spiega insomma, Sì, come si spostano i soldi. Sì, è passato velocemente, ha fatto riferimento a quel famoso 22 dicembre in cui in sede di assemblea non è passato l'aumento di capitale da parte dei soci o del socio di riferimento che l'ha bocciato. Servono più soldi rispetto ai 400 previsti, che sono quelli per cui si è avuto un finanziamento che viene pagato non poco, perché inizialmente era al 13% come remunerazione, adesso è al 16%, visto che poi non c'erano più queste condizioni. Questi soldi li sta pagando la banca con la sua cassa. I temi grossi che Carige deve andare a risolvere e sono oggetto poi dei prossimi passaggi che ascolteremo sono: uno, quello del rapporto costo-ricavi, il cost income ratio, ovvero a fronte di un costo dell'attività dell'impresa bancaria Carige pari a 100, i ricavi quanto sono? Se sono più o meno 100 vuol dire che non hai soldi per fare investimenti, certo, e utili, non è remunerativo e quindi non sta in piedi, e lì bisogna intervenire. Le scelte più facili poi vediamo quali saranno, e poi l'altro è il discorso delle perdite o comunque degli NPL, i crediti ammalorati. Sentiamo ancora Modiano. Noi abbiamo un rapporto costi-ricavi inaccettabile, vicino al 100%, e la domanda è: quanto tempo ci vuole, quanto sforzo ci vuole, quanto rischio c'è che non ci si riesca a raggiungere almeno il punto di pareggio. La risposta è: il punto di pareggio è molto più vicino di quanto non dicano i numeri, al netto di tutti gli oneri straordinari che hanno gravato sul 2018 e graveranno ancora sul 2019 per fare le pulizie definitive. A noi mancano 50 milioni, lo dirà Fabio, e 50 milioni sono in gran parte già acquisiti con le misure di alleggerimento dei costi che sono già in pipeline, che sono già acquisiti. L'alleggerimento dei costi, ho paura che... Licenziamenti. Ecco. È la strada, da un lato forse necessaria, ma certamente in tanti casi anche quella più facile, nel senso, qui si parla di chiudere un centinaio di filiali, mandare a casa 1 migliaio di dipendenti. Io credo che spesso nelle ristrutturazioni questo passaggio sia quello doloroso e necessario, però c'è anche una qualità del licenziamento. Sì, infatti, come si sceglie chi licenziare, per esempio, tanto per farla molto dipende, pratica? come si può dire. Io partirei sempre dalle risorse a maggior costo, nel senso che spesso la parte direzionale è quella che costa di più, e da un certo punto di vista, a parte certe persone o personaggi, produce di meno, mentre la parte a basso costo è in grande quantità, è quella che è di front office in genere, certo, nelle aziende, quindi quella che risponde alla clientela. È ovvio che se io mando a casa 1000 persone che mi costano 50, 70, 100 mila euro l'anno, magari ne potevo mandare a casa 100 che mi costano 150, 200 mila euro l'anno. Quindi forse questo era più opportuno. Poi quelli che mandiamo a casa non potevano essere indirizzati a un'attività commerciale, magari rivedendo i contratti? Non lo so, questo io non ho evidenza del piano. Magari succederà. Ancora Modiano. È un piano stand alone, cioè di una banca che sta in piedi da sola, ma di una banca che lavora in vista di quella che BCE chiama la business combination, cioè l'intervento di un investitore di diversa natura, una banca, un investitore finanziario, che ne assuma il controllo. Quasi un ossimoro, diciamo, nel senso, piano per stare in piedi da soli, ma sostanzialmente volto a trovare un marito. Il piano è fino al 2023, entro comunque fine anno devono risolvere tutto, perché sennò anche a livello di Unione Europea non funziona la cosa. Quindi stare in piedi velocemente, riuscire già ad andare in pareggio di bilancio e poi trovare sposo frettolosamente. Fabio Innocenzi, anche qua siamo insomma a una dichiarazione sempre sulla più o meno sulla stessa falsariga. Come passiamo da 3 miliardi e mezzo di credito a 800 milioni di credito? Ci sono 4 iniziative di riduzione. Una, abbiamo ricevuto un'offerta non vincolante, abbiamo ricevuto un'offerta vincolante.
Abbiamo poi un'altra ipotesi che sono circa 300 milioni su un'altra un'operazione che coinvolge altri soggetti, che invece è prevista per il terzo e quarto trimestre di quest'anno. In questo modo dove andiamo? Andiamo da 3,5 a 1,5 a 1,4. Sì, lui fa intervento sulla parte più operativa degli NPL. Nella sostanza la banca deve avere del capitale proprio a disposizione per fare attività bancaria, perché sennò vieni bloccato a livello di regolatori. 3 miliardi e mezzo di NPL devono essere svenduti rapidamente per avere liquidità. Probabilmente 1,8, 2 miliardi li fanno fuori circa velocemente con i vari interlocutori, e quindi è probabile dimezzino questa cifra per andare poi col tempo a svuotare ulteriormente. Parte fondamentale quindi personale che va a casa e svendita di crediti ammalorati. Carige è una delle facce dell'economia locale, un'economia locale che ci viene anche così sintetizzata da Giovanni Mondini di Confindustria Genova. L'indagine congiunturale ha rilevato in effetti nel secondo semestre 2018 una riduzione del fatturato sia verso Italia che verso l'estero, e anche una riduzione degli ordini. Parliamo di lieve variazioni in negativo, che però sicuramente interrompono un trend positivo che oramai si rilevava da ben 3 semestri consecutivi, dove il fatturato viaggiava sempre con un segno più anche nell'ordine del 3-4%. Sicuramente questo impatto negativo è generato parzialmente dal crollo del Velote Morandi e sicuramente anche dalla dinamica più debole della domanda interna e degli scambi mondiali. Rimane sostanzialmente invece questo positivo gli occupati in organico, che presentano un segno addirittura più, solo 0,5, confermando questo un trend comunque positivo nonostante altri dati economici negativi. Male ma non malissimo, mi pare. Diciamo che Confindustria Genova con il presidente Mondini certifica un trend che è quello locale, dovuto anche al tema del ponte, su una dinamica nazionale o, come la mette lui, più internazionale, perché magari le imprese si confrontano anche su mercati europei, mondiali con l'export. Dice vabbè, non brillante, ma stiamo tenendo botta nonostante tutto. Meglio così, vediamo il seguito, cerchiamo di tenere botta come paese però. Certo. L'economia e la finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria ogni giovedì? Tra poco torniamo per parlare di altri argomenti molto importanti. Un minuto di notizie dalla Liguria e poi di nuovo l'economia e la finanza. Carne all'americana, pizzeria ed hamburgeria gourmet. Tutto questo è Ferro e Fuoco. E da oggi una promozione al giorno. Pizze gourmet super scontate, pasta fino a dire basta e all you can meet, carne fino a che ce la fai. Trovi il calendario delle promo su ferroefuoco.net e su Facebook. Ferro e Fuoco a Pegli e a Genova, in via Quattro Canti di San Francesco, angolo via Garibaldi. Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Si chiama Proteggi Italia il piano di difesa dal dissesto idrogeologico previsto dal governo e annunciato dalla Presidenza del Consiglio. La Liguria è la seconda regione dietro il Veneto tra quelle che avranno dei fondi. 333 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Fondi che potranno essere utilizzati per coprire i danni provocati dal maltempo negli ultimi mesi, specie a Genova e nel Tigullio. Proseguono nel capoluogo ligure i lavori di demolizione nel cantiere di Ponte Morandi, sotto osservazione la pila 8, che verrà demolita con le microcariche esplosive sabato 9 marzo, e il nuovo ponte di Genova ha intanto il suo pezzo numero 1, lavorato nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia dopo una serie di test necessari per la sicurezza e non solo. Lavori addirittura d'arrivo sull'810 a Genova, il collegamento tra il casello di Genova Aeroporto e la strada Guido Rossa con il raddoppio che consentirà di utilizzare 2 corsie per senso di marcia, alleggerendo ulteriormente il traffico sulla viabilità di Ponente. Per questo è però in arrivo nel fine settimana una nuova chiusura di via Siffredi, sarà l'ultima. Nuovo piano industriale di Carige. I sindacati esprimono perplessità sui 1000 esuberi emersi dai dati diffusi ieri dai commissari della banca, scrivono Igor Magni e Federico Vesigna, segretari CGIL di Genova e della Liguria. Se anche non si trattasse di licenziamenti ma di uscite incentivate, questo rappresenterebbe comunque un'ulteriore perdita di posti di lavoro e un impoverimento. Ancor più critica la CISL, speravamo in un rilancio, invece questo è un de profundis, ha commentato il segretario generale di First CISL Riccardo Colombani.
Ogni giovedì si parla di finanza e di economia su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Col sottoscritto Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis. E con un treno che ci annuncia che vogliamo parlare della TAV, tornare a parlare dell'argomento TAV, giusto professore? Sì, TAV e infrastrutture, però TAV è certamente il tema portante su questo argomento. Sentiamo come analizza la qualche situazione. politico ligure. Costi-benefici secondo Paita, PD. L'analisi costi-benefici del governo sulla TAV è una farsa. I cantieri devono andare avanti per lo sviluppo, per la crescita, per il lavoro. Quell'opera deve essere realizzata perché l'Italia ha bisogno di futuro e il Partito Democratico si batterà perché venga davvero realizzata. E poi l'altra campana, quella di Giovanni Toti. La mia opinione è che la TAV è un'opera strategica che va fatta, è un'opera strategica che riguarda la zona produttiva del nostro paese, quella col più alto PIL, quella che traina la ricchezza dell'intero paese, in una fase di incipiente recessione. Penso che sia una scelta deleteria, mi auguro che si possa rivedere, ovviamente che gli alleati di governo, gli amici della Lega con cui sulle infrastrutture abbiamo fatto molte battaglie, che erano in piazza con noi a Torino, facciano valere la loro posizione. Per quanto ci riguarda, come governatori del Nord, mi sembra che la posizione sia stata chiara e univoca. L'analisi costi-benefici è quella su cui ci si accapiglia e che non trova d'accordo quasi nessuno. O meglio, trova d'accordo forse solo lo dico in plurale, okay. Nel senso una piccola parte. Credo che le posizioni espresse dai vari partiti o piuttosto tanta cittadinanza o imprenditoria siano chiari. Si tratta di capire cosa succederà. Io credo che le mosse tenute politicamente dai 5 Stelle abbiano fatto finire anche il partito stesso in un imbuto, perché avevamo accennato alle 6 tappe che ci portavano ai prossimi mesi nel rapporto 5 Stelle-Lega. 4 sono passate tutte a favore della Lega, tra l'altro l'ultime le elezioni in Sardegna. I rapporti di forza vengono mantenuti tali, adesso non c'è più scampo, cioè si stanno dilazionando certe scelte. Credo che la TAV non permetta questo. L'Unione Europea chiede le risposte, il partner francese chiede le risposte. Credo che entro la metà di marzo qualche cosa dovrà saltare fuori. Ancora qualche opinione politica per poi sentire anche dei tecnici, perché abbiamo anche l'opinione appunto dei tecnici su questa analisi. Molinari della Lega. La Lega sta studiando l'analisi costi-benefici con grande attenzione, un'analisi che dal nostro punto di vista presenta alcune criticità, la confronteremo con altre analisi fatte negli anni passati che arrivano a risultati esattamente diversi e insieme agli alleati di governo troveremo una sintesi per garantire lo sviluppo del paese e il rispetto della spesa delle risorse pubbliche. Un po' più tecnico forse, sì, Patuelli diciamo poi dell'ABI. Infatti stavo sentire. dicendo, per parte Lega comunque ormai tutti gli esponenti della Lega parlano di questa TAV, alla peggio mini TAV, quindi diventa difficile da capire. Patuelli come rappresentante ABI, uomo di economia e finanza, però esprime un tema che è tecnico, di visioni. Prima di tutto il dibattito è mal impostato, perché non stiamo parlando di un tronco Torino-Lione, non è il prolungamento dell'alta velocità che da Salerno va a Torino fino a Lione. Invece andrebbe correttamente impostato, sottolineando innanzitutto che il tratto della Torino-Lione è solo di 2 grandissimi corridoi europei. Uno parte da un lato dalla Spagna e dal Portogallo, attraversa in orizzontale la Francia fino a Lione, da Lione attraversa le Alpi e da Torino si innesta in orizzontale per Budapest e Kiev e viceversa. L'altro itinerario, il grande corridoio di comunicazione di alta velocità, parte da Londra, attraversa la Manica e collega alcuni fra i principali porti del nord Europa, Parigi, Lione, Torino. Da Torino si dirama da un lato per Genova, porto di grande rilevanza europea, e dall'altro per Milano e la rete dell'alta velocità italiana e viceversa.
quindi il problema del dibattito di questi mesi, a mio avviso, è mal posto. E chi se ne frega di andare a Lione, uno si domanda, poi in realtà dietro c'è tutta questa ramificazione di destinazioni. Quello che probabilmente qualcuno si dimentica, il progetto non è veramente un qualche cosa di italiano, è un progetto europeo, e tra l'altro a livello di danni, oltre che l'Unione Europea potrebbe richiedere indietro i contributi già erogati, tagliare del 50% i successivi contributi, ma non si è pensato agli altri paesi della linea cosa possono dire. Portogallo, Spagna, a parte la Francia ancora di più, ma andando verso l'Austria, Slovenia, eccetera. Cioè questa è una cosa impattante. C'era un passaggio interessante anche sul porto di Genova, quindi come determinante, ma qui è quasi sottovalutato, meglio, chi ci lavora le sa queste cose. Il porto, retroporto e tutte le vie di accesso sono fondamentali, cioè incrementare la velocità dei trasporti e la logistica farebbe crescere almeno di un 1% il PIL probabilmente. Dimentichiamo i lavoratori che ci potrebbero essere, l'aspetto nello spirito di avere un lavoro. Le riporto la dichiarazione di Aldo Spinelli, che è un terminalista importante, che sostiene che rifare una certa porzione del porto eccetera porterebbe 50.000 posti di lavoro soltanto a Genova, che sono un numero importante. Sì, anche perché comunque i lavori poi si protraggono per anni e anni, sono lavori pluriennali, 5, 7, 10 anni, quindi ci stanno questi posti di lavoro. Si dibatte di questo anche in settimana qui su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Il collega Matteo Agnoletto ha incontrato il viceministro Edoardo Rixi, abbiamo dalla sua intervista estratto questa dichiarazione. Io credo che migliorare i progetti sia una cosa buona e giusta, poter risparmiare in questo momento e liberare risorse per completare i nodi ferroviari nel nord-ovest prima del 2030 sia altrettanto corretto. Noi possiamo oggi andare a ricontrattare con la Commissione europea un investimento aggiuntivo di 500 milioni di euro sulla tratta nazionale e contemporaneamente risparmiare in quelle opere che comunque non verrebbero cantierizzate prima di 6 o 7 anni. Insomma, il sistema per accettare il fatto che venga terminata la TAV si trova. Credo che Rixi cerchi di mettere anche sul piatto una via d'uscita per i suoi partner di governo, cioè ritardare certe opere, toglierne alcune, o i 500 milioni che sono un extra che verrebbe messo dalla Commissione europea. Sono varie cose per portare avanti il lavoro. Tecnicamente c'era anche l'intervento di Enrico del professor Musso, il che professor era interessante. Musso, ospite sempre di Matteo Agnoletto in Tutta la Liguria ne parla, in onda a mezzogiorno ogni mercoledì. Sentiamo. È una scelta scellerata, lo dico io per me, e sono profondamente critico per questa scelta, soprattutto se suffragata, mi si lasci dire, da analisi costi-benefici di cui è ben nota la portata, sia in positivo, quello che ti permettono un po' di capire, sia in negativo, cioè tutto quello che non ti permettono di inferire da un esito che è necessariamente una stima molto discrezionale, e quindi trovo a maggior ragione assurdo che queste analisi costi-benefici vengano consegnate all'ambasciatore francese in Italia e al tempo stesso vengano segretate rispetto alla popolazione, ma anche ai tecnici che dovrebbero commentarle. Questo è Enrico Musso. Tutto chiaro e condivisibile. Un passaggio interessante è il successivo, ovvero allo studio, al documento della Commissione Ponti chiesta dal Ministro delle Infrastrutture Toninelli, è uscita una controanalisi dettata credo proprio dalla voglia di avere numeri e dichiarazioni chiare, confortate da ragionamenti strutturati, ovvero 18 docenti legati ai trasporti sia come ingegneria che economia hanno fatto un'analisi. Abbiamo la fortuna di avere a Genova un docente, un ingegnere, Angela Di Febbraro, di ingegneria dei trasporti, che ci ha rilasciato una spiegazione del documento. Da docente di ingegneria dei trasporti ribadisco che la valutazione degli effetti della realizzazione di un intervento in un punto di una rete di trasporto non può essere condotta senza considerare le conseguenze che lo stesso avrebbe sul resto della rete. L'Italia è uno dei grandi paesi europei e occupa un ruolo importante nella rete di trasporto TEN-T, perché è interessata da ben 4 dei 9 corridoi principali che la compongono. Non rispettare gli impegni presi porterebbe un ingente danno economico, ma questo non è stato tenuto in considerazione nell'analisi costi-benefici. Inoltre, uno dei principali obiettivi a livello mondiale è ridurre l'impronta ambientale anche dei trasporti, incentivando, in questo caso, tra l'altro, il passaggio dalla modalità stradale alla modalità ferroviaria. Ecco, tenere in conto i mancati introiti per lo Stato e le società di gestione autostradale che questo passaggio può introdurre
è sbagliato se l'analisi è svolta per la collettività. Mi sembra molto chiaro e limpido. Correttissimo. Chiuderei con le dichiarazioni, le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, su tutto quanto, anche per chiudere con un sorriso. Sulla base di un calcolo costi-benefici che è ridicolo. Hanno calcolato fra i costi della TAV le mancate entrate per le tasse sul gasolio, ma è veramente demenziale. Cioè una vera e propria truffa politica per una ragione totalmente ideologica. Era diventata una bandiera la TAV e quindi non si fa la TAV. In queste condizioni l'Italia si farà male. E Toninelli ieri ha detto chiaramente che non è così importante la TAV. Lei sa che una volta c'era la CEPU che faceva quella formazione, si sarà formato con la CEPU, non lo so, Toninelli. Toninelli, diciamo, è l'espressione più improbabile dell'arte del governo. Governare e Toninelli sono come, diciamo, l'acqua e il fuoco. Qua poi il governatore De Luca si lascia sempre andare. Dal pregevole contributo della professoressa Di Febbraro a questa chiusa, che da un lato forse dicono le stesse cose, però l'approccio è diverso. Più colorito, certo. Sicuramente De Luca. Ogni giovedì si parla di economia e di finanza qui su Babbo Leo News e cosa succede in Liguria, con me Fabrizio Valenza e col professor Marco Cassinis. Grazie professore e a giovedì prossimo. Grazie a voi. 1. Scegli il buono più adatto alle tue esigenze di risparmio. 2. Inserisci